Allora, apriamo ufficialmente il sesto incontro bilaterale. Sì. Quinto. Sesto. Ringrazio tutti voi di essere presenti anche oggi, ringrazio la nostra ospite, l'onorevole Claudia Zucchetti, consigliere di Sardegna Libera in Regione. Ovviamente, come vedete, stamattina siamo un tavolo tutto al femminile, c'è un motivo molto preciso per questo, e poi svilupperemo questo argomento. Per chi non è mai stato in laboratorio Gallura, spiego brevemente che cosa facciamo e che cosa ci siamo introdotti. Il laboratorio Gallura è un gruppo, non un'associazione politica, di attivisti indipendentisti di varie sigle. Mi piace ricordarle le sigle, noi tendiamo a non dire le nostre provenienze, però invece è una cosa importante perché si sappia che a volte la base lavora diversamente dalle proprie segreterie perché ha delle esigenze molto precise. Questo gruppo è formato da PISDAZ, Sardegna Nazione, IRS, Sardegna Libera, mi sto dimenticando qualcosa, Congress, scusate, e indipendentisti liberi, che qualcuno si è riavvicinato dopo anni di inattività e qualcun altro l'abbiamo guadagnato da poco a questa nostra idea. Cosa fa Laboratorio Gallura? Il Laboratorio Gallura promuove dialogo. Noi abbiamo un sogno e il nostro sogno è vedere finalmente gli indipendentisti, al di là dei partiti strutturati, come può essere il PISDAZ in questo caso, come può essere il movimento che hai fondato tu, Claudia, vogliamo vedere anche gli altri che sono stati sempre in qualche modo ai margini, ma che hanno fatto molta testimonianza sul territorio, hanno portato avanti battaglie importanti sulla chimica verde, sulle servitù militari, sulla sanità in Sardegna, e le ultime lotte sulle navi cariche di percolato, eccetera. Noi sogniamo che questi partiti finalmente possano fare parte di una grande coalizione che riesca a presentarsi unita per le prossime elezioni regionali. Niente, adesso se vuole... Come metodo vorrei capire se, innanzitutto grazie al laboratorio Gallura, credo che questa idea, anche strategica, oltre che politica, sia veramente molto importante al fine del raggiungimento di un obiettivo che tutti condividiamo. Per cui la nostra condivisione è il fatto che dovremmo prima o poi raggiungere l'indipendenza. Questo. Dobbiamo solo studiare e stabilire quali sono le strategie, i mezzi per il raggiungimento. Sappiamo pure che è un processo molto lungo, che passa attraverso momenti di sovranità anche parziale, perché la nostra non può essere un processo di liberazione nazionale come è avvenuto in passato anche in paesi africani e in altre nazioni e popoli che sono stati sotto pressione coloniale e che per la liberazione hanno dovuto ricorrere a processi cruenti come la guerra. Per noi non è così, i tempi sono cambiati, non sono i sistemi che noi vogliamo adottare. Per cui attraverso processi democratici, un po' per volta, dobbiamo affrontare un progetto politico che veda momento dopo momento delle conquiste sul fronte della sovranità, anche piccole, anche parziali. Quindi vuol dire che un'idea di indipendentismo è un'idea che potremmo riassumere in un concetto di vivere da indipendentisti. Oggi vivere da indipendentisti per noi significa portare avanti un progetto giorno dopo giorno, questa è la storia della nostra vita. Però io volevo fare una domanda prima, cioè rispetto al metodo che adottate normalmente,
Ci sono prima tutte le domande da fare e poi si risponde, oppure c'è una domanda? Una domanda e una risposta. Una domanda e una risposta. Per cui la prima risposta? Certo. La prima domanda? La prima domanda a chi si volesse iscrivere? Guarda, la faccio io velocemente, Ok. così almeno ci dà Poi se qualche... ci sono altre domande. Adesso una domanda. Siccome mi sono perso qualcosa in questi ultimi anni, motivi di età, motivi di... come nasce Sardegna Libera, da cosa nasce Sardegna Libera, e in maniera particolare come conti ha già fatto una premessa, come conti di arrivare a quell'indipendentismo che, siccome qua dentro probabilmente siamo tutti su quella lunghezza d'onda, e non tutti però sono d'accordo su la tempistica che tu invece molto correttamente hai detto che bisognerà attendere. Siccome siamo stanchi di attendere come sardi, anche questo mi sembra logico, siamo stanchi di aspettare, perché se aspettare vuol dire che chi parla probabilmente dovrà da qualche altra parte vedere se verrà realizzata. Ecco, questo sogno di cui abbiamo parlato dall'inizio, come pensi invece di restringere quella tempistica? E se è possibile, ecco, se è possibile. Chiedo scusa, ma mi interessa soprattutto la tua storia e la storia del tuo movimento, che non conosco, quindi la colpa è il limite. La mia storia politica è una storia molto conosciuta, perché io ho sempre operato innanzitutto nel piano della trasparenza, anche nella storia mia personale. Per cui io provengo da una famiglia sardista, fortemente sardista, ho ricevuto un'educazione sardista, e per cui per me l'indipendentismo è l'ambizione più naturale che posso avere. Ho militato da ragazzina, come tanti della mia generazione, in movimenti anche della extraparlamentari di sinistra. Io ho militato in movimenti studenteschi, in lotta continua, però devo anche riferirvi una nota, che è una nota che mi fa anche molto onore, e che è il fatto che non mi è mai capitato in vita di dare un voto a un partito italiano. Neanche quando io militavo in lotta continua, a un certo punto c'era stata l'indicazione a dare il voto al PC, perché si doveva mandare a governare per stabilire poi come avrebbe governato, anche perché noi eravamo, se vogliamo, la coscienza critica della sinistra italiana. Neanche in quell'occasione riuscii a votare il PC, e lo dichiarai apertamente. Dicevo che nonostante i miei contrasti col partito Sardo d'Azione, che era il partito della mia famiglia, eccetera eccetera, che comunque io davo un voto affettivo, lo chiamavo così, il voto di cuore andava a Pisdaz, per cui non sono mai stata iscritta a nessun partito sino a circa 8 anni fa, quando il Pisdaz mi aveva chiesto insistentemente, devo dire che quell'insistenza durò circa 2 o 3 anni, dove praticamente venivo invitata a candidarmi per le amministrative di Cagliari, perché il Pisdaz mancava da quasi 16 anni. Ma mi preoccupava molto la posizione estremamente ballerina di questo partito, la sua instabilità, per cui avevo difficoltà ad aderire come militante dichiarata e iscritta. Ero molto arrabbiata, e uno quando si arrabbia vuol dire che in fondo ha un amore particolare, un senso di appartenenza, se no uno è più portato ad avere atteggiamenti di superficialità e a non porsi il problema. Quindi alla fine io accettai. Il Pisdaz tornò in consiglio comunale a Cagliari, quasi con un plebiscito, avevo avuto in quell'occasione tanti di quei voti, per cui tornammo in consiglio. Tornammo in una coalizione di centrosinistra, aprimmo subito una battaglia senza sosta all'interno del comune. Dopodiché cosa succede? Succede che si avvicina la competizione per le regionali, che per noi è nazionale, però per non confondere le idee, chiamiamole come comunemente le chiamano, per le regionali.
Il PISDAZ cosa fa? Il PISDAZ traballa molto e alla fine si schiera col centrodestra. Io sono un indipendentista progressista, ho rispetto per tutti, anche perché per gli indipendentisti che non sono progressisti. Il problema principale nostro e prioritario. Stringiamo. Alle regionali, quindi che cosa succede? Che io mi vedo costretta a lasciare il PISDAZ perché fu il PISDAZ politicamente a spostarsi, io ero ferma sulle mie posizioni. Nascono i Rossomori, avevamo fondato i Rossomori nel giro di una ventina di giorni, comunque poche decine di giorni, e comunque alla fine io ero eletta e arrivai al Consiglio regionale. Iniziano anche i conflitti all'interno. Con che sigla sei stata? Rossomori. Con i Rossomori. Con i Rossomori che avevamo costituito, Sì. cioè, e quindi con i Rossomori inizia una battaglia sin dall'inizio, perché ho considerato quel movimento nato già su contraddizioni molto forti, eravamo molto diversi, cioè le mie posizioni politiche erano diversissime dalle posizioni della segreteria, per cui questo poi ha portato a conflitti che non erano più superabili e quindi lascio i Rossomori. Siccome ritenevo opportuno che tutti i movimenti indipendentisti si coalizzassero, perché il momento storico ce lo chiedeva, tanto che io sono rimasta come rappresentante di tutto il mondo indipendentista, come lo sono ancora oggi, all'interno del Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna. Dopo circa un anno, dopo 2 anni, si presenta la competizione per le amministrative di Cagliari. Tutti i movimenti indipendentisti mi chiedono di prestarmi come soggetto che avrebbe dovuto avere la funzione di aggregare tutti i movimenti indipendentisti, e quindi le amministrative di Cagliari si prospettavano come banco di prova per un'unione. Seppur in ritardo, perché dopo 2 mesi io ho decisi per questa competizione, e così facciamo anche questa sperimentazione. È stata una sperimentazione molto importante che oggi mi porta anche a dare dei valori su quell'esperienza unitaria. Che cosa non è andato bene ne parleremo quando volete, perché non ha funzionato come avremmo voluto e così via. Quindi a distanza poi da questa competizione io decido, insieme a tutti i miei militanti che uscirono dai Rossomori e tanti altri che poi si sono aggregati cammin facendo, di creare il movimento Sardegna Libera. Sardegna Libera nasce come uno dei tanti movimenti di questa ricca costellazione indipendentista, non con la presunzione di indirizzare un popolo verso la liberazione nazionale, ma come momento di dibattito. Quel processo di liberazione nazionale può essere portato avanti tutti insieme, nessuno può avere nessuna primogenitura su un progetto così ampio e storicamente importante. Per cui la nostra funzione era quella di ampliare il dibattito in tutte le sedi, e che facciamo molto volentieri con tutti gli altri indipendentisti. Sono contraria a ogni forma di leaderismo, sono per il capovolgimento dei ruoli all'interno dei partiti politici e a maggior ragione dei nostri movimenti. Noi non dobbiamo assomigliare ai movimenti italiani, ai partiti italiani di cui abbiamo visto il fallimento profondo, perché c'è stata la frattura netta fra la base e la leadership. La leadership a un certo punto cosa ha deciso di fare? Innanzitutto di tagliare i ponti dalla base del proprio partito, prendere gli accordi con tutte le leadership degli altri partiti e portare avanti dei processi politici assolutamente tagliati dal popolo. Per cui una politica verticistica e di spartizione politica è nata proprio in questo momento, oltre al fatto che le donne sono state fortemente penalizzate. Mi fermo qui, questa è la mia storia. Grazie. Grazie.